Giuseppe Pendolino, imprenditore di Aragona, ha scelto di candidarsi alle prossime elezioni comunali. Ecco, lo abbiamo incontrato per sapere perché questa scelta della sua candidatura e quali sono le priorità del suo programma verso la città di Aragona. La priorità, dico, quello che mi ha spinto a candidarmi sono stati molti amici della società civile. Io sono stato per circa 4 anni e mezzo totalmente fuori dalla politica, poi molti amici, visto diciamo, questa emorragia di giovani che va via, mi hanno spinto, ecco, a candidarmi per cercare di dare un sostegno a questa cittadina. L'ho fatto, lo sto facendo con piacere, sto cercando, ecco, di impostare un programma principalmente sullo sviluppo economico, perché se non puntiamo su questo non abbiamo dove andare. Sviluppo economico è inteso sullo sviluppo dell'agricoltura, sullo sviluppo del turismo, sullo sviluppo dell'artigianato, cercando di creare anche possibilità ai giovani che vogliono intraprendere nuove attività agevolative, quali gli sgravi fiscali comunali totali per i primi 4 anni, in maniera tale da poter incentivare l'avviamento di nuove attività e cercare di dare una sistemazione al paese. Principalmente abbiamo quasi un problema di carattere sanitario, quello del cimitero. Si stanno costruendo loculi sui marciapiedi ovunque, quindi necessita per subito andare a fare l'ampliamento del cimitero e dare una dignitosa sepoltura a tutte le persone. E dopodiché dico lo sviluppo economico perché? Lo sviluppo economico perché proprio attraverso lo sviluppo economico si possono garantire servizi. Se il comune non ha introiti, se la gente se ne va, diventiamo sempre meno, la base imponibile aumenta sempre di più, perché meno siamo più tasse dobbiamo pagare. Quindi bloccare questa emorragia, dare la possibilità di linfa, di nuove attività, di nuove liquidità che facciamo entrare attraverso il turismo, attraverso l'agroalimentare, ecco, ci può dare la possibilità di dare adeguati servizi alla cittadina. Lei a supporto sta formando anche una lista formata da tanti giovani, ma anche persone di esperienza, di cultura e di livello. Secondo quali criteri? Ma guardi, noi abbiamo una lista diciamo un po' promiscua di persone che sono state già impegnate in politica, ma tantissime persone che si affacciano per la prima volta, però con grande entusiasmo, con grande voglia di fare, e persone che sono state impegnate comunque nella società civile sotto diverse forme, persone che sono impegnate nel sociale per quanto riguarda le disabilità, persone impegnate nel sociale quali lo sport, come ad esempio Stefania Di Giacomo, e Rosi Calvagna, una mamma impegnata sulle problematiche della scuola, perché negli ultimi anni abbiamo avuto problemi della mensa, degli abbonamenti e di altre tante problematiche. Persone come Rosario Farruggio, il ragazzo impegnato nel sociale, e tanti altri giovani, ecco, che ci stanno sostenendo e ci stanno dando diciamo, la forza di andare avanti con determinatezza per cercare di risolvere i problemi di questo paese.